Sonorità che trasportano in atmosfere medio-orientali e portano ad immaginare quei profumi di spezie tipici dei mercati magrebini che diventano reale percezione sensoriale nei piatti in cui elementi tipici della cucina siciliana si mixano con quella dell'Africa. Accade al Ginger di Agrigento, che ha organizzato una serata in cui il cibo multietnico incontra la musica araba, proiettando il pubblico presente in una esperienza di gusto e fascino che ha consentito ai partecipanti di gustare la tradizionale cucina locale mixata con quella etnica. In sottofondo una musica che disegnava nella mente arabesque e sinuose linee calligrafiche proprie di quel popolo nel quale la Sicilia affonda parte delle sue radici. Lei è un siciliano che ha fatto una scelta, la musica araba, come mai? Non ho fatto soltanto la scelta della musica araba, diciamo che fa parte delle ricerche un po' delle musiche che mi hanno influenzato e che cerco di portare nel mio bagaglio culturale anche attraverso diciamo, l'improvvisazione musicale, e poi ho avuto la grande fortuna di conoscere un maestro come Said Ben Safer, che è un grande conoscitore di questo idioma musicale e che, facendomene dono, ho imparato un po' a suonare degli strumenti tipici, nel mio caso le percussioni, gli strumenti a cornice tipici della musica del Nord Africa e del Medio Oriente in generale. Dal Marocco in Italia hai portato una musica particolare, un grande talento, quello tuo. Intanto come viene recepita la musica araba qua in Sicilia? Tu frequenti una scuola musicale etno-antropologica? No, io ho studiato al Marocco, sono diplomato in liuto arabo al Marocco, ho studiato anche vari strumenti, per esempio violino, ney, un flauto arabo, batteria, percussioni. Ho suonato il trombono pure, ma solo per curiosità, ma il mio strumento è il liuto e ney. Gli altri strumenti li ho studiati per curiosità. Per esempio il violino, ho studiato il violino classico, occidentale, non arabo, e ce l'ho un po' di conoscenza della musica occidentale. E comunque qua con Carmelo siamo riusciti a fare un repertorio ricco che varia da vari posti, che è piacevole anche per tutti. Quando si viene suonato in altri posti è bel ricco. E noi continuiamo con questa nostra filosofia, che è quella di poter coniugare insieme buon cibo e buona musica, cercando di fare conoscere agli agrigentini la musica che arriva anche dal resto del bacino del Mediterraneo, ma anche oltre. A noi piacciono queste commistioni, piace proporlo sia a tavola che appunto in ambito musicale, e serate come questo ci danno questa grande opportunità soprattutto di conoscenza, che in questo momento è fondamentale, perché in questo momento abbiamo bisogno di cultura, di condivisione, di conoscenza, proprio per superare false barriere o falsi pregiudizi che in questo momento forse stanno prendendo piede troppo facilmente. Questa sera cosa propone Mareme Cis come menù? Come menù ci sono couscous di tuba, quelle di vitello con i verdure e curcuma. C'è anche un altro piatto senegalese, quella di yassa di pollo con riso basmati. E ci sono anche quel trip siciliano.